Vai via, tornatene a casa sul tuo barcone. Queste le parole e gli insulti razzisti rivolti contro un arbitro di origine straniera. È successo ieri nello stadio di Malcontenta nel Veneziano e queste che ti ho appena letto sono le parole più gentili tra gli insulti rivolti nei confronti di Marian Gega, 23enne di origine albanese che stava arbitrando la partita di categoria allievi under 17 provinciali tra il Riva Malcontenta e il VFC Venezia Calcio. La notizia sulla Nuova Venezia di oggi in un articolo firmato da Marta Artico e Eugenio Pendolini. Insulti razzisti contro l'arbitro straniero, appunto, esplode la rabbia di genitori e dirigenti del Riva Malcontenta, partita sospesa, la polizia scorta fuori il 23enne, quindi addirittura l'intervento delle forze dell'ordine. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est, dal lunedì al venerdì una rassegna della stampa con tutte le notizie e i fatti più importanti della giornata. Nel fine settimana invece una puntata speciale dedicata all'approfondimento dei temi più caldi della settimana. Io sono Jack Calcetto, oggi è lunedì 13 dicembre, proseguiamo con la prima notizia che arriva dal veneziano appunto e riguarda gli insulti razzisti arrivati dagli spalti dello stadio di Malcontenta nei confronti dell'arbitro giovanissimo 23enne. Una partita di quelle toste, scrivono Artico e Pendolini sulla Nuova Venezia, una partita tra ragazzi tra i 15 e i 17 anni, falli continui e il Riva Malcontenta che perde, è sul 5-1 contro il VFC. I tifosi, per lo più genitori dei giovanissimi giocatori, non ci vedono più e decidono di prendersela con l'arbitro, si attaccano alla rete che separa gli spalti dal campo, cercano di sfondarla e gli urlano contro insulti di ogni tipo. Il più gentile è tornatene a casa da dove sei venuto sul tuo barcone. Gli altri invece non si possono ripetere, leggiamo sulla Nuova Venezia. E insomma poi ci sono parolacce, frasi offensive, parapiglia. Sta di fatto che a un certo punto l'arbitro scappa negli spogliatoi dopo una fase anche di spintoni oltre che insulti e viene chiamata la polizia. Gli agenti arrivano subito allo stadio. Nel frattempo la gara ovviamente di allievi under 17 è sospesa. L'arbitro viene rassicurato e accompagnato fuori, il giudice sportivo interverrà e deciderà cosa fare, se la partita quindi è valida e la vittoria della VFC verrà confermata oppure no e quali saranno gli eventuali provvedimenti. La dirigenza del Malcontenta, tra l'altro leggiamo che sostiene che gli animi si siano surriscaldati con anche offese dagli spalti ma non di stampo razzista e spiega una dirigente che abbiamo visto un arbitraggio scandaloso, il secondo ragazzo che ha ricevuto il cartellino rosso per l'ennesimo fallo subito si è addirittura messo a piangere. Dopo l'espulsione, a quel punto gli animi erano tesi, ma non c'è stata alcuna offesa razzista. Insomma, una vicenda su cui bisogna ancora fare chiarezza. L'articolo prosegue ancora e c'è il commento di Gianfranco Bettin, sociologo e consigliere comunale di Venezia, già presidente della municipalità di Marghera, che parla di una escalation di aggressioni e invita le federazioni ad essere severe. C'è un'escalation generale di insulti e aggressività sia verbale che pratica e all'interno c'è anche l'aumento dell'insulto razzista o xenofobo, quello più odioso. Questa è l'analisi di Bettin che appunto lancia un appello alle federazioni calcistiche chiedendo che siano più severe. Quello a sfondo razzista, dice Bettin, è il più odioso tra gli insulti perché da sempre il più immotivato
e va perseguito. C'è una normativa che lo richiede, ma la spia è più generale. C'è la ricerca dello sfogatoio e del capro espiatorio. A volte è l'arbitro, a volte il giocatore della squadra avversaria, chiunque altro in un altro contesto. Pensiamo cosa avrebbero detto se fosse stata una donna in quella situazione. Certo, in questa ricerca di sfogatoio, quale capro espiatorio migliore di uno che stigmatizzi come straniero, anche se evidentemente è italiano, altrimenti non potrebbe arbitrare, sottolinea Bettin. È il sintomo di qualcosa che prescinde, un segno di forte tensione diffusa. Ecco perché questi episodi vanno colpiti duramente, si devono far rispettare le regole. Le federazioni devono lavorare molto su questo. E questo è il punto di vista di Gianfranco Bettin. Non è tra l'altro la prima volta che in questo podcast Sveglia Veneto ci occupiamo di casi come questo, cioè di insulti razzisti nel calcio, delle categorie più basse, in questo caso sono le categorie giovanili. C'è stato un caso che ha fatto molto discutere a Granze e in quella occasione avevamo sentito anche il sindaco in una puntata speciale che ti consiglio di recuperare. Passiamo ora alla seconda notizia e si parla naturalmente moltissimo di Covid all'interno delle pagine dei quotidiani locali e nazionali del giorno. Vorrei però focalizzarmi su una questione specifica, e cioè quella legata ai Covid Hospital, perché proprio di oggi è la spiegazione, l'intervento, diciamo, del direttore generale della Sanità del Veneto, Luciano Flor, che difende il piano dei centri dedicati e quindi, diciamo, la riapertura dei cosiddetti Covid Hospital, che non sono altro che ospedali che vengono riconvertiti ad attività dedicate appunto al contrasto della pandemia. Dice Flor, in sostanza, la pandemia è in crescita, i Covid Hospital servono, così siamo pronti per un'altra ondata. Il pezzo firmato da Angela Pederiva sul Gazzettino di oggi rende conto anche della richiesta da parte dei sindaci, dei 44 sindaci della Bassa Padovana, di fare una retromarcia rispetto in particolare alla apertura del Covid Hospital di Schiavonia, e però richiesta che insomma non sembra sarà accolta dalla regione. C'è la voce dell'opposizione in Consiglio regionale tramite le dichiarazioni del portavoce Arturo Lorenzoni, che dice: una riduzione anche solamente parziale dei servizi non può essere ritenuta una valida soluzione. A maggior ragione se consideriamo che sono trascorsi 22 mesi dall'inizio della pandemia, ovvero c'era tutto il tempo per valutare e poi attuare altre strade percorribili. Questo a Schiavonia, Sant'Orso, al San Camillo di Treviso e in generale in tutto il Veneto. Ma la regione è irremovibile, scrive Angela Pederiva sul Gazzettino. In questo momento stiamo chiedendo uno sforzo a tutti gli ospedali della regione e del Padovano. Così dice Flor, appunto il direttore generale della Sanità del Veneto. In tutti si decide di giorno in giorno, a seconda dell'andamento della pandemia e dei ricoveri, la migliore organizzazione per la sicurezza dei malati. Avere reparti con paziente Covid e non Covid è un rischio che nessuno vuole correre, motivo per il quale la scelta di concentrare i malati in alcune strutture è una scelta obbligata. E soprattutto in provincia di Padova, dove i ricoveri sono particolarmente alti, 46 dei 125 pazienti complessivamente intubati in Veneto sono infatti in provincia di Padova, un 36% che si fa sentire in particolare in azienda ospedaliera e quindi nel capoluogo Euganeo, dato che 29 malati sono accolti proprio tra il Policlinico Universitario e il Sant'Antonio, l'ospedale che sta transitando dalla ULS 6 all'azienda ospedaliera appunto. Insomma, queste le parole del direttore generale della Sanità del Veneto, che diciamo risponde anche al portavoce dell'opposizione in Consiglio regionale e ai 44 sindaci della Bassa Padovana che nei giorni scorsi, nelle scorse settimane e a dir la verità in tutti i mesi di pandemia Covid hanno protestato rispetto alla decisione di rendere Schiavonia Covid Hospital e quindi di fatto di privare i circa 180.000
cittadini residenti nel territorio della Bassa Padovana di un ospedale di riferimento. Ricordiamo un territorio estremamente vasto dove fino a pochi anni fa c'erano 4 ospedali che sono poi stati chiusi e riassorbiti nell'unico ospedale di Schiavonia, appunto. Anche sul Mattino di Padova e sulla Nuova di Venezia abbiamo dei pezzi proprio che riprendono le dichiarazioni di Luciano Flor, il numero 1 della sanità veneta, che appunto risponde alle proteste di sindaci e dirigenti. Nicola Cesaro sul Mattino di Padova, il titolo è Flor, il Covid Hospital è una necessità, la soluzione di Schiavonia è temporanea, ricorda appunto il direttore generale della sanità del Veneto. E qui è sottolineato un aspetto ulteriore, e cioè che Flor ha risposto in questo modo più o meno direttamente alle proteste sì dei 44 sindaci di cui ho appena detto, ma anche alle proteste degli oltre 100 dirigenti medici del Madre Teresa, e cioè dell'ospedale di Schiavonia, che hanno inviato una lettera ai vertici dell'ULSEI e al presidente Luca Zaia. Ecco, vedremo se anche il presidente Zaia risponderà sul punto alle critiche, diciamo, che a questo punto arrivano sia dai lavoratori della ULSS, appunto i dirigenti medici del Madre Teresa, ma anche dai sindaci del territorio, tutti e 44 i sindaci della Bassa Padovana, e dall'opposizione in Consiglio regionale. Una questione quindi che si articola tra diciamo la tecnica, il diritto alla salute, la politica e la dimensione sociosanitaria della nostra regione e in particolare della provincia di Padova e della Bassa Padovana. Ci sono anche buone notizie però nelle pagine dedicate alla pandemia Covid, e in particolare una che voglio riprendere sempre dal Mattino di Padova. Oggi si muore 10 volte meno che un anno fa, è l'effetto della campagna di vaccinazione. Il pezzo, firmato da Claudio Malfitano, come sottotitolo riporta i numeri dell'Istituto di Superiore di Sanità. Con un'ondata di contagi di una violenza pari a quella della scorsa primavera ci sono molti meno decessi. E allora vediamo i numeri. Insomma, intanto, per cominciare, il dato oggi di Covid si muore 10 volte in meno che un anno fa. È sicuramente l'effetto dei vaccini e di una maggiore capacità di cura da parte della sanità padovana. Questo studio, diciamo, si concentra appunto su Padova, o almeno così fa l'articolo. La campagna di vaccinazione nella provincia euganea ha raggiunto percentuali superiori all'85%. Dal punto di vista dei contagi, la quarta ondata, quella che stiamo attraversando in queste settimane, è iniziata a metà ottobre, ha raggiunto picchi superiori alla terza, cioè quella della scorsa primavera. Al 29 novembre scorso la media settimanale dei nuovi positivi giornalieri era di 484 casi, poi la curva ha iniziato una flessione, potremmo essere arrivati al picco oppure essere davanti a oscillazioni temporanee, difficile dirlo, ma in ogni caso appunto che la campagna di immunizzazione funzioni lo evidenziano con tutta la potenza di una palese oggettività, scrive Malfitano, i numeri dei decessi. Un anno fa, al culmine della seconda ondata, Padova si trovava di fronte al peggiore degli scenari possibili. La media giornaliera dei morti era di 20,29 al giorno. Proprio in quei giorni, tra la fine del 2020 e del 2021, iniziava la campagna vaccinale. E i risultati si misurano un anno dopo, e cioè a fine novembre, quando la media a 7 giorni di decessi giornalieri è di 2,14, quindi 10 volte in meno. 2,14 oggi contro i 20,29 di un anno fa. Anche i ricoveri sono diminuiti, una flessione che vede 16,14 ricoveri allo scorso 28 novembre, mentre nel marzo 2021 erano 30,86, quindi quasi il doppio, e più del doppio un anno fa, 39,43. Lo stesso sostanzialmente per gli ingressi in terapia intensiva, e quindi assolutamente l'effetto del vaccino, ma è senza
anche se appunto è senza dubbio il vaccino la chiave per contenere le conseguenze del Covid. C'è l'invito del direttore generale Giuseppe Dalben dell'azienda ospedaliera universitaria, che dice: la campagna vaccinale in Veneto ha raggiunto numeri davvero importanti, ma non è il momento di abbassare la guardia. Anzi, l'invito dell'intera sanità è di procedere appunto con la terza dose per migliorare e aggiornare la protezione. L'invito quindi a vaccinarsi e appunto a non abbassare la guardia. Proseguiamo con la terza notizia del giorno, diciamo, e qui ci spostiamo nel trevigiano, parliamo di lavoro e parliamo di una un'esplosione che ha distrutto la sede di un'azienda trevigiana. Un cilindro è scoppiato durante un collaudo, ovviamente un grande cilindro, ed è questa la causa dell'incidente avvenuto ieri mattina all'interno di un'azienda di lavorazioni metalliche a Vedelago. Un'esplosione talmente forte da rendere pericolante lo stesso capannone, ma nella sfortuna, nella tragedia, nell'esplosione, nell'incidente c'è una buona notizia, e cioè lo scoppio non ha provocato ferite agli operatori che erano ospitati in una struttura vicina per seguire da remoto le operazioni di verifica del manufatto. Lo leggiamo sul Gazzettino di oggi, che nelle pagine dell'edizione di Treviso titola: "Esplode cilindro, azienda distrutta, cilindro di 45 tonnellate salta in aria durante il collaudo e sventra il capannone della Rosseleduso Lavorazioni Meccaniche. Il boato si è sentito a 2 chilometri di distanza", e c'è il commento del fondatore che dice: "In 50 anni di attività mai assistito a una cosa del genere". Il pezzo di Maria Elena Pattaro racconta l'episodio. Il manufatto ha ceduto di colpo schiantandosi contro un carroponte che ha evitato per fortuna disastri al tetto. Leggiamo qualche dato: il cilindro, che sarebbe dovuto essere utilizzato come pressa, era destinato a un cliente americano, un pezzo lungo 5 metri e di diametro 2, andava consegnato entro fine mese per un valore commerciale di circa 400.000 euro. E nella fase di collaudo finale, dopo la tornitura, la prova di pressione doveva testarlo nelle stesse condizioni in cui sarebbe andato a operare, e appunto per fortuna è stato testato, perché appunto mentre era avvitato in una posizione verticale, avvitato tra due tappi per un peso complessivo di 60 tonnellate, è appunto esploso. Danni ingentissimi alle strutture, appunto, ma i protocolli sono stati osservati alla lettera e questo ci ha salvati. Lo dice appunto Daniele Duso, il fratello del fondatore Dino, nonché responsabile della sicurezza. La notizia è ripresa ovviamente anche dalla Tribuna di Treviso: "Paura in fabbrica, esplosione sventra un'azienda a Vedelago, cilindro di acciaio di 5 metri, scoppio durante un collaudo alla Rosseleduso, illesi tecnici e operai nella sala controllo". Il bilancio appunto avrebbe potuto essere più grave, anche se solo qualcuno si fosse trovato nel piazzale al momento dell'esplosione, ma appunto la delicatezza del test, una procedura che altre volte è stata eseguita dall'azienda, ha fatto sì che non ci fosse nessuno all'interno dell'azienda se non il personale che doveva seguire il collaudo, e che era appunto collocato in una stanza diversa per ragioni di sicurezza. Sono poi intervenuti i vigili del fuoco, chiamati appunto diciamo per i soccorsi, e in ogni caso diciamo un episodio che evidenzia l'importanza di rispettare sempre le procedure di sicurezza nei luoghi di lavoro. Chiudiamo con una brevissima flash, una curiosità, la leggiamo sul sito del Corriere della Sera, o meglio sul Corriere dello Sport.it. È una notizia di questo fine settimana e il titolo è questo: "Derubata l'inviata della Vita in Diretta, stava documentando una rapina. La giornalista Filomena Leone è stata vittima di un furto mentre era in collegamento con Alberto Matano, appunto il conduttore della Vita in Diretta, e la giornalista stava raccontando una rapina. Si trovava in Veneto con la sua troupe, in particolare
a Stra, nel veneziano, in Riviera del Brenta, dove raccontava una serie di furti, in particolar modo quelli avvenuti nella villa di un produttore di calzature. A un certo punto Filomena però si è accorta assieme agli altri inviati di essere stati a loro volta derubati. È stato un grande spavento, dichiara la giornalista. Subito dopo aver fatto il collegamento, a quanto pare ci hanno rotto il finestrino della macchina, avevamo parcheggiato a pochissimi metri dalla villa che è stato teatro della rapina, hanno rubato le borse che avevamo all'interno, i PC e quant'altro. Adesso sono arrivati i carabinieri, che hanno detto che in questi giorni tra l'altro stanno ricevendo tantissime segnalazioni di questo tipo. Il Corriere dello Sport parla di escalation di furti in Veneto e dallo studio il commento del conduttore: è assurdo che mentre siamo lì a commentare le rapine che si susseguono, addirittura la nostra inviata è rimasta vittima di un furto. Questo in 3 stagioni di vita in diretta non mi era mai successo, e del resto c'è sempre la prima volta. In questo caso la prima volta è stata a Stra, nel veneziano, appunto nella Riviera del Brenta. Insomma, un altro record, diciamo, veneto, un primato veneto, e anche ovviamente una piccola curiosità. Per salutarci oggi 13 dicembre 2021, è lunedì, io sono Jack Calcetto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto e buona giornata.